Rabbino Capo, l'importanza di venire a Trieste dove c'è una comunità che ha una storia che coincide con la storia della città di questa regione. È fondamentale, credo, perché il rabbino che è una guida per la comunità è anche molto influenzato di quello che sono gli aspetti economici o culturali della città. E dunque essere rabbino capo di una comunità come Trieste è un ruolo fondamentale di rappresentanza, molto difficile e impegnativo, però molto molto piacevole. La sua parola d'ordine ha detto sarà il dialogo. Sì, il dialogo inteso come discussione nel rispetto e nella coscienza dell'altro, senza concessione però, nel senso che ognuno deve mantenere e essere fiero delle sue proprie radici e della sua propria identità. Questo è la cosa importante di questo tipo di dialogo, ma dialogo prima di tutto per conoscersi e per imparare dell'altro. Presidente, in questo momento storico particolare, il nuovo rabbino capo di Trieste, della comunità del Friuli Venezia Giulia, ha ribadito che la sua parola d'ordine sarà il dialogo, che è anche quella della regione. Sì, assolutamente, direi che i nostri buoni rapporti non possono che consolidarsi ancora di più. La comunità la comunità ebraica è una comunità importante per noi, lo è non soltanto a Trieste ma in tutto il Friuli Venezia Giulia, non solo per la storia ma anche perché oggettivamente abbiamo la necessità di parlarci, di dialogare, di conoscerci e di avere la possibilità in questa città, come in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, davvero di far nascere, far costruire, rafforzare le nostre storie, le nostre culture e soprattutto guardare a quell'Europa che è fatta davvero di tante diversità. Presidente, Trieste è una delle sinagoghe più grandi d'Europa, lei a fine mese o a primi di giugno sarà in visita a vedere la comunità e a vedere anche questo grande tempio. Sì, sono davvero onorata dell'invito, sarà l'occasione per rinsaldare questi nostri rapporti sia dal punto di vista istituzionale sia, mi permetto di dire, anche personale, e credo che sarà l'occasione ancora una volta per non soltanto visitare un tempio bellissimo, grande, tra i più grandi in Europa, ma anche per ricordare tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni e anche nel passato per restare uniti pur nelle nostre diversità in una comunità che è fatta davvero di tante facce diverse, ma anche di una voglia veramente forte di essere centrale in questa Europa.